Buonasera amici appassionati di pallacanestro e ben ritrovati ancora una volta a Sorso, casa dei nostri Tauri. Quest'oggi la prima giornata del campionato di Serie C 2024-2025, la Innoview Senior che affronta la pallacanestro Nuoro. Subito una sfida affascinante tra i campioni in carica della Serie C dello scorso anno contro la pallacanestro Nuoro che ha fatto il salto di categoria quest'anno. Ormai manca pochissimo all'inizio di questa sfida. Prima di iniziare vorrei ricordare che quest'anno la Innoview Senior parteciperà all'inizio di ogni diretta ad un'iniziativa di sensibilizzazione proposta da USD Senior. In particolare grazie a Gianni Desini ricorderemo sempre il numero 1522, centralino telefonico del telefono rosa, attivo tutti i giorni 24 ore su 24. Adesso rispondono le volontarie, tutte esperte nell'ascolto e nell'accoglienza delle donne vittime di violenza. E la pallacanestro Senior è contro ogni forma di violenza. Ricordo il numero, come vedete in sovraimpressione, 1522. Quindi iniziamo nel presentare la sfida odierna dai nostri amati Tauri. Innanzitutto voglio ringraziare qui in cabina di regia Nicola Bianchi per le immagini e il nostro Papura che quest'anno si occuperà della regia. Ovviamente saluto tutti gli amici su Twitch che piano piano si stanno collegando. Siamo già a quota 65. Come detto, anche quest'anno Serie C unica, 11 squadre con possibilità di affrontare lo spareggio per poi salire in Serie B interregionale. L'anno scorso la Innoview Senior ha avuto la possibilità di affrontare la Dinamo Gorizia perdendo, però nelle due sfide abbiamo ancora negli occhi le bellissime partite, prima in quel di Porto Torres e poi proprio contro Gorizia. Noi eravamo lì, l'abbiamo raccontata e vediamo il nostro pubblico che esibisce subito lo striscione per i ragazzi. Bellissima atmosfera come sempre, un grande grazie ai nostri tifosi che ovviamente non potevano mancare alla prima giornata di questo campionato di Serie C da campioni in carica. Innoview Senior che scende in campo con il numero 40 di Giri Ubalek, il numero 3 di Andrea Cordedda, con il numero 21 Alessandro Pisano, il numero 12 di Enrico Merella, il nostro capitano, e a chiudere il quintetto un nuovo volto della Innoview Senior, un acquisto di prestigio, Alessandro Verlik, direttamente da Calasetta, più di 20 punti di media lo scorso anno, pedina importantissimo. Ma avremo modo durante di questa partita di approfondire tutti i nuovi acquisti della Innoview Senior, il nuovo roster. Dall'altra parte la pallacanestro Nuoro, coach Gabriele Piras che saluta il suo staff. Quest'oggi non potrà schierare Federico Tola, che comunque seduto a fianco ai suoi compagni. Nuovi acquisti anche nello staff, approfondiremo tutto. Palla 2 alzata in questo momento, primo possesso affidata ad Andrea Cordedda, come di consueto va sino in fondo, non riesce a trovare due punti. Ben marcato dalla pallacanestro Nuoro che si affaccia nella prima azione offensiva con Carone che cede la sfera, poi si alza da 3 punti, colpisce il ferro, rimbalzo lungo controllato da Giri Ubalek che cede il possesso a Verlik, si alza subito da 3 punti. Benvenuto a Senior Alessandro Verlik, e poi con recupero alimenta per Merella, lascia lì per Ubalek, ultimo tocco di Nuoro, rimane a terra dolorante Alessandro Verlik, si rialza subito sotto gli occhi di suo padre che è arrivato direttamente da Novara per seguirlo. Quindi rimessa in zona d'attacco per Senior, esce Ubalek, si preferisce Cordedda, l'uscita di Merella con il ricciolo verso canestro, gran movimento di Merella, non è fortunato in avvicinamento, rimbalzo di Nuoro e quindi ancora il play con la maglia numero 9, lascia per Asui, tripla aperta di Nuoro, non prende neanche il ferro
non se n'è andato neanche un minuto di partita, ma già una bellissima atmosfera. 3-0 per Senori, 3 punti per Alessandro Verlik. Noi salutiamo gli amici ovviamente di Twitch collegati sia agli appassionati di Senori ma a tutti gli appassionati della pallacanestro di questo campionato di Serie C, ricordando che quest'anno ci sarà molta più interazione con possibilità di votare MVP partita per partita. Salutiamo i nostri fedelissimi ovviamente subito con i fratelli Merella, Luca e Martino, che ci staranno sicuramente seguendo. Nuoro nel mentre ci prova con un rimbalzo offensivo, sbaglia ma ancora si lotta, gran rimbalzo conquistato, applaudito dalla sua panchina per la pallacanestro Nuoro, i cosiddetti Sirbones, che hanno fatto, come detto, il salto di qualità e di categoria quest'anno con un gran progetto. L'uscita tripla a piede a posto e c'è anche il fallo di Pisano. 3 sicuri, quarto in arrivo e parità. Perché è scomparso? Siamo in debito ovviamente anche per la pallacanestro Nuoro per quanto riguarda il quintetto, il roster dei giocatori in maglia rossa, che siglano il primo vantaggio di questa partita sul 4-3. A breve vi diremo anche il quintetto di Nuoro. Seguiamo prima l'azione di Senori con Ubalek che prova a fronteggiare, fuori per Merella, finta, palleggio, arresto, tripla di Merella, a bersaglio il capitano, 2 triple, 6-4. E Nuoro che scende in campo appunto con il numero 7 Andres Mariani, argentino, che ha realizzato i primi punti della sua squadra. Proprio il numero 12, anzi chiedo scusa, il numero 81 sui soffoni, che cede la sfera di nuovo per Mariani, fuori per Radakovic con la maglia numero 12, e la penetrazione che non porta i suoi frutti, ma poi tapin vincente proprio di Mariani portano tutti la firma dell'argentino, i punti di Nuoro, e a chiudere il quintetto con la maglia numero 11 Pasquale Canu e con la maglia numero 9 Matteo Carone. Ubalek con la prima tripla della sua partita, sbagliata, rimbalzo conteso, ultimo tocco di un giocatore in maglia rossa, possesso Senori. È già una bellissima partita. Nuoro non ha ancora commesso falli, 2 invece per Senori. Cordedda, piedi a posto da 3 punti, ma è tutto fermo. È già un primo cambio. Verlik forse la botta alla spalla sinistra è più grave del previsto, vedremo. Confronto col suo staff medico. Intanto esordio assoluto in maglia senorese anche per Federico Spano con la maglia numero 17. Anche questo un acquisto di grande prestigio per i senoresi. Ex Torres, ma ha militato con le maglie del Sant'Orsola, amico di Cordedda, di Andrea Cordedda e anche di Federico Tola, compagni di tante battaglie. Radakovic con un tiro a centro area alla Zach Lidei realizza il +2 per Nuoro. Merella aziona le sue marce, va a subire fallo, primo fallo commesso da Nuoro. Come detto, acquisti anche nello staff con Gabriele Piras, che quest'anno sarà coadiuvato proprio da Gianni Mozzo. Lo vediamo inquadrato al fianco di Alessandro Verlik. Gianni Mozzo, una figura importantissima nel panorama cestistico sassarese, potrà dare una grossa mano al giovanissimo Gabriele Piras. Ubalek sbaglia il terzo tiro della sua partita, inusuale per il giocatore ceco. Mariani dall'altra parte va a subire fallo. Ottimo l'approccio del giocatore sudamericano. Nuoro che quest'anno ha fatto una grande campagna acquisti come Senori, acquistando giocatori internazionali come l'argentino Mariani, appunto, il serbo Radakovic e anche il numero 81 sui sofoni.
E noi ovviamente salutiamo anche gli amici di Nuoro che ci stanno seguendo per questa loro storica trasferta in Serie C, prima trasferta per la pallacanestro Nuoro, infrazione di passi, anzi ha calpestato la linea Spano e quindi Nuoro che ha la possibilità di allungare massimo vantaggio nella partita sul +4. Per la squadra allenata da Davide Puddu. Giovanissimo anche lui, esperienza da capo allenatore in Serie C. Sofoni nell'angolo per Radakovic che ha spazio per colpire l'errore. Mariani combatte a rimbalzo e segna. Grande momento e Seniori doppiata nel punteggio da Nuoro. Time out obbligatorio per coach Piras. Grande capacità del playmaker argentino di buttarsi dal lato debole, nonostante i suoi 185 cm ha conquistato il rimbalzo offensivo siglando il +6 per la sua compagine. E vediamo anche una novità per quest'anno, amici a casa, in grafica con le nuove appunto grafiche, ringraziando costantemente tutti gli sponsor che ruotano attorno alla pallacanestro Seniori e contribuiscono alla buona realizzazione di questo bellissimo sport, ma di tutto quello che c'è attorno alla società, e non è mai banale. Infatti li ringraziamo proprio per questo che ci siamo voluti adoperare. Ringrazio ancora una volta il nostro Papura e Nicola Bianchi, ci siamo voluti adoperare con nuove grafiche proprio per ringraziare i nostri sponsor che sono veramente tanti e stanno contribuendo a questa ascesa della pallacanestro Seniori che, ricordiamo, in 6 anni ha avuto un exploit clamoroso direttamente dalla WISP sino alla Serie C, a un passo dalla Serie B interregionale, e quest'anno ci riprovano ovviamente i ragazzi allenati da coach Piras e tutti gli sponsor che vedete in grafica. Questi sono soltanto alcuni degli sponsor che contribuiscono giorno dopo giorno questa magnifica società. Partita che riprende con Pisano, Merella, Spano, Ubalek e Cordeda in campo. Uscita proprio dell'ex Santa Croce Olbia che riceve e fronteggia. Blocco tra due lunghi, poi la finta di Ubalek va verso canestro ma non riceve. Merella da 3 punti, rifiutato dal ferro, rimbalzo controllato ancora da Pisano. Poi il gancio vicino al ferro di Merella, terzo errore, sta litigando con il ferro la squadra di casa. E poi passi contro Federico Spano. Ricordiamo che l'Innoview Seniori non ha la possibilità di allenarsi sempre su questo campo, quindi ancora deve prendere le misure con i ferri conosciuti comunque dalla scorsa stagione, ed c'è un altro esordio con la maglia numero 5 subito impegnato in difesa. Diamo il benvenuto anche a Stefanino Puggioni direttamente dal Sant'Orsola, giovanissimo ma già un giocatore maturo. L'abbiamo visto proprio in questo campo, ci stava per regalare un dispiacere lo scorso anno. Quest'anno ce l'abbiamo con noi, vedremo come sarà il suo apporto. Sicuramente panchina più lunga per coach Gabriele Piras con Sofoni sino in fondo, canestro buono e libero supplementare. 14-6 per Nuoro, avvio non facile per la squadra di casa. Rispondiamo anche agli amici su Twitch che ovviamente dei commenti più disparati. Salutiamo il nostro amico e compagno di squadra di promozione Mattia Donedu, facendogli gli auguri di buon compleanno. Poi Ubalek da 3 punti sbaglia, sta litigando con il ferro numero 40 Pisano, però è bravissimo a recuperare il pallone. Poi Spano da 3 punti. Benvenuto anche a te Federico alla Innoview Seniori, tripla che riporta i biancoverdi sul -6. La capacità di recuperare il pallone immediatamente. Applauso ad Alessandro Pisano proprio da queste giocate che si ricuce lo svantaggio.
c'è un altro esordio. Quest'oggi è la giornata, come detto, degli esordi. Lo vediamo a fianco al numero 81 di Nuoro, anzi proprio a fianco al numero 81 di Nuoro ci sono due nuovi acquisti ai Novius Seniori, come detto Federico Spano, ma anche nuovo acquisto ed esordio con rimbalzo per Matteo Cabras, che conosciamo molto bene. L'anno scorso l'abbiamo visto impegnato nelle sfide contro Giri Ubalek, sfide di finale contro la Sef Torres, e quest'anno milita proprio per i sennoresi. Chiede palla sotto canestro, ma Cordeda si prende una conclusione da lontano difficile, sbagliata. Cabras già due rimbalzi pronti via, e Cordeda Vassina in fondo si guadagna due tiri liberi, passo dopo passo sta provando a rientrare in questo primo quarto la Novius Seniori. Cambia anche per la pallacanestro Nuoro, esordio per Elia Pudu. Poi durante l'anno noi, ovviamente qui ho il mio buon aiutante Papura, avremo tante interazioni su Twitch e già abbiamo un premio per quest'anno per il nome utente migliore, ovviamente con Forza Seniori si assicura il premio. Sbaglia libero Cordeda e poi errore anche da 3 per Spano e si rimane sul +6, 4:20 da giocare nel primo quarto. Mariani perde il controllo del pallone, grande difesa ancora una volta di Cabras. Puggioni, transizione, tripla! Stefano Puggioni col suo marchio di fabbrica, tre triple vincenti per tre nuovi acquisti, Verlik, Spano e Stefano Puggioni, che ci delizia subito con uno dei suoi gioielli, ovvero la tripla in transizione. Giocatore pazzesco che abbiamo già presentato nell'arco delle sfide amichevoli contro Sapalghero e non ci ricordiamo in questo momento, poi ve lo diremo comunque nel torneo di precampionato all'Hangar. Piccola defiance e Sant'Orsola, come mi ricordano dalla regia. Abbiamo avuto modo di presentare questi nuovi ragazzi, ma Puggioni non era arruolabile, era infortunato. Eccola Maria Lara. Salutiamo Maria Lara, che ovviamente nostra fedelissima si collega per questa partita. Noi non possiamo iniziare la diretta se non c'è lei, ovviamente, no? I nostri fedelissimi rimangono anche quest'anno. Siamo già a 141 persone in live. E Nuoro in vantaggio per 16-13. Si torna dal time out, Nuoro palla in mano, Puggioni mette pressione sulla palla, l'uscita di Mariani, si vuole andare sotto da Sofoni, gioco a due con Pudu che sbaglia da vicino, a una seconda chance e non si fa pregare due volte, la manda a bersaglio e Nuoro che sale a 18 punti. Spano, blocco di Cabras, poi si butta dentro Spano, scarico per Pisano, passaggio per Puggioni, giocata molto bene da Seniori, palla che non entra, possesso che però rimane da questa parte con il coach Pudu che sta attingendo alla sua panchina, rispondendo anche alle mosse di coach Gabriele Piras. Bella sfida questa fra i due allenatori. Cordeda aspetta l'uscita di Pisano, fronteggia però, vede ben posizionato Cabras, si svita ma non ha buon angolo per appoggiare al vetro e quindi Nuoro ha la possibilità di allungare ancora nel punteggio.
Dama, palla in mano, si arresta nel cuore dell'area, bellissimo questo palleggio all'est, tiro del numero 2 che riporta sul massimo vantaggio, più 7 per Nuoro. Cordedda nell'angolo per Puggioni, si prende la tripla, si lotta a rimbalzo, Mariani alla meglio contro Cabras, Nuoro che sta gestendo meglio le opportunità in questo primo quarto. Ancora Mariani, blocca Puddu, si butta verso il canestro, poi dietro la schiena, ancora Dama dopo il canestro realizzato, extra pass per Sofoni che sbaglia da 3, quindi contropiede per Seniori. Cordedda, Vassino in fondo, 2 liberi in arrivo per Andrea Cordedda, si accusa del fallo, non è entrato Antonio Goddi. Esordio anche per Paolo Marreu, confermato dalla scorsa stagione, conferme come quelle del capitano Enrico Merella, di Andrea Cordedda, Giri Ubalek, Federico Tola, Alessandro Pisano. Non trema la mano di Andrea Cordedda, 2 su 2, lui che ha litigato e non poco a chilometro fermo lo scorso anno, segnando però nei momenti decisivi i liberi che contavano. Marreu subito con una palla recuperata, diabolico il numero 16, e poi Merella in transizione da 3 punti. Quanto sono importanti i dettagli per recuperare e ricucire lo svantaggio, e Paolo Marreu è uno specialista in queste palle recuperate. Si lotta ancora, fallo però di Merella, non è mai banale, per questo che coach Gabriele Piras, suo grande amico, l'ha voluto anche quest'anno. Realizza Dama. Nuoro che dopo un avvio primi 50 secondi, un minuto un po' complicato, è riuscita a mettere il naso avanti e tenere il ritmo e stare sopra di 4 lunghezze. Cordedda riporta i suoi, anzi sbaglia incredibilmente, sembrava tutto già fatto, ma sbaglia da 2 passi, un errore inusuale per lui, e Mariani ne può approfittare da 3 punti. Primo ferro Merella, subito a spingere sull'acceleratore, ancora Merella, vuole andare fino in fondo, vede lo scarico bellissimo per Cabras, controlla il corpo e sale portandosi anche il difensore, ci poteva stare anche un fallo, poi recuperata dal tandem Puggioni-Marreu. Altro possesso, possibile pareggio, addirittura nuovo +1 con una possibile tripla. Si arresta Merella, niente fallo, e quindi Nuoro che può respirare, non può andare fino alla fine. Discrepanza di 20 secondi buoni tra i 2 cronometri. Quindi Dama anticipato da Merella, molto attivo in difesa. Marreu sulle tracce di Mariani, si va sotto da Sofoni, ancora Mariani, si palleggia sul piede, e quindi 26 secondi, non può andare sino in fondo neanche la Innoviu Seniori, discrepanza di 2 secondi e 3 decimi con coach Piras che sicuramente vorrà gestire sino alla fine questo possesso, affidato alle sagge mani di Stefano Puggioni, che scambia con Marreu. Ancora Puggioni decide di non andare fino in fondo, le 24 va sì che fino in fondo, ma verso canestro, e subisce il fallo, un fallo anche duro ad alta quota, ma comunque dentro il gioco sportivo Puddu si accusa del fallo, e 2 liberi per l'ex Sant'Orsola che può aumentare il suo bottino.
unico giocatore in doppia cifra in questa partita per il momento è l'argentino Andrés Mariani, mentre per Sennori 6 punti per Merella e 5 per Pugioni. Con il 2-2 liberi è perfetta parità. A quota 22, ultimo possesso per i nuoresi. Goddi, palla in mano, 5 secondi alla fine, blocco centrale, ancora Goddi, scarico per il tiro sbagliato e Sofoni a rimbalzo, non fa in tempo perché finisce il primo quarto 22 pari tra Innoviu Sennori e Pallacanestro Nuoro. Noi per la diretta odierna vorremmo ringraziare due nostri sponsor, ovvero Mara Home Experience e Farmacia Santa Vittoria. Questa diretta offerta dai nostri sponsor, quindi li ringraziamo e vi ricordiamo anche, per entrare più nel dettaglio, perché è giusto anche conoscere i nostri sponsor e le loro attività, che da quest'anno Mara è nuovo sponsor e sarà presente anche nelle nuove divise della Pallacanestro Sennori e ha bisogno ovviamente di poche presentazioni. Showroom presente a Sassari, Alghero e Olbia, dove si possono trovare tutto quel che occorre, si può trovare tutto quel che occorre per il materiale elettrico fino alla termoidraulica, l'edilizia, l'arredamento, bagno, cucina, ma anche pavimenti e rivestimenti. Per saperne di più vi invitiamo a visitare il sito marahomeexperience.it, più ovviamente tutte le sezioni dedicate ai vari reparti, per scoprire anche tutte le loro offerte che hanno riservati per i loro clienti. Ringraziando anche Farmacia Santa Vittoria, nostro sponsor ormai da diversi anni, mostra costantemente la propria professionalità grazie alla luminosità di Manuela e Loredana, che sono sicuramente connesse con noi in diretta, e le salutiamo ricordando che grazie alla tessera socio si può richiedere a Farmacia Santa Vittoria un elettrocardiogramma con delle scontistiche speciali. Quindi per tutti i nostri soci della Pallacanestro Sennori ringraziamo ancora una volta Farmacia Santa Vittoria e Mara Home Experience, e si può riprendere con il secondo quarto di gioco con Nuoro palla in mano, rientra in campo con Dama, Goddi, Puddu, Sofoni e Canu, mentre per la Innoviu Sennori abbiamo Cabras, Pugioni, Ubalek, Marreu e Enrico Merella. Amici di Twitch, a breve delle altre novità, avremo replay, signori. Un Nuoro che non riesce ad arrivare però alla fine dei 24, la sirena è suonata, di la verità non si è neanche sentita, l'arbitro se n'è accorto e quindi possesso che torna alla Innoviu Sennori. Cabras si svita vicino a canestro, grande tecnica del numero 46 che riporta Sennori col naso avanti sul 24-22. Goddi palleggia, resto tiro sputato dal ferro e quindi Ubalek addirittura a portar palla, ma sappiamo le qualità del numero 40. Si arresta e scarica per Merella, si forma il triangolo, ancora Cabras, identica all'azione precedente, in questo caso sbaglia, ma il possesso rimane alla Innoviu Sennori. Hai visto Luca? Luca, quest'anno tanta roba, sì, te l'abbiamo promesso, abbiamo fatto l'upgrade. Sappiamo che voi siete molto critici, quindi abbiamo voluto implementare con proprio il fratello di Luca, Enrico, il nostro capitano, che va sino in fondo, dopo la finta segna
subisce il fallo e Andrea Lunetta col tiro libero supplementare. Realizza libero aggiuntivo e quindi Seniori che torna sul più 5. Un minuto e mezzo se n'è andato dalla fine del secondo quarto, con Nuoro che realizza dal mezzo angolo e ricuce lo svantaggio. Puggioni subito attivo nell'attacco senorese, Marreu da 3 punti, palla che non entra, buon tiro comunque del giocatore di Sorso. Puggioni ancora da 3 punti, non va in questo caso e Godi conquista il rimbalzo. Buon uso del perno di Sofoni. E abbiamo visto, come vedete, il replay della palla rubata diabolica di Paolo Marreu con contropiede del nostro capitano. Cosa ne pensate, amici a casa e amici di Twitch, di questa novità? Come vi è sembrato questo replay? Tutto merito del nostro Pappura, ovviamente. Cordedda, spalle a canestro, fuori per Ubalek, ci prova da 3 punti, eccolo qua, Giri Ubalek, primi punti del match e si alza ovviamente il coro dedicato a lui. Proprio il lungo nativo di Praga spinge le contropiede, si alza ancora da 3 punti, Giri Ubalek, 2 di fila e cenno di intesa anche con Sofoni. Bel fair play tra i due, Mariani fino in fondo, 2 liberi in arrivo. Realizza Mariani. Noi rispondiamo ancora in chat su Twitch a Nino91Go e anche noi salutiamo gli amici di Gorizia che dopo le sfide dello spareggio siamo diventati tutti molto amici, ci sentiamo tuttora. Il gemellaggio dopo la sfida di Gorizia è storia e quindi salutiamo tutti gli amici che ci seguono. E tripla, pioggia di triple in questi ultimi 2 minuti, è stata data da 2 punti, long two per Andrea Cordedda. Ubalek lascia per Pisano, sotto per Merella che è quasi sorpreso da quello spazio sotto canestro, circola molto bene, Marreu non va da 3 e quindi Seniori sul più 9 impegnata in difesa. Ci prova Dama da 3, si lotta a rimbalzo, Sofonia alla meglio, una bella cliente, il numero 81 di Nuoro per i lunghi senoresi, palla sotto che non riesce a controllare Radakovic, quindi torna per Seniori.
Nuoro che combatte, riesce a mantenere il possesso. Palla sotto per Ubalek, affronta Radakovic, si prende il tiro sbagliato, si contende il rimbalzo e Nuoro che può affacciarsi in transizione. Ci stiamo avvicinando alla seconda metà di secondo quarto, poi arriva il fallo fischiata la difesa sennorese. Il terzo fallo di questo quarto. Sbaglia il secondo rimbalzo di Cordeda che spinge subito per Spano che nel mentre è tornato in campo. Cordeda vuole andare fino in fondo, viene però stoppato. Cordeda riceve dopo la rimessa. Scarico per Pisano, Merella che non scarica, sbaglia da 3, riconquista lui stesso il rimbalzo, non riesce a far carambolare il pallone addosso all'avversario e quindi contropiede di Mariani e time out per la pallacanestro Sennori sul 35-29, 4 minuti e 55 da giocare alla fine del secondo quarto. Fino a questo momento per gli amanti delle statistiche 22 pari il primo quarto, 3-17 fino a questo momento nel secondo, con Sennori che ha in Merella il migliore realizzatore fino a questo momento a quota 9 punti, ben aiutato da Ubalek con 6 e Puggioni e Cordeda 5 a testa per loro. Nuoro che invece ha in Mariani il migliore realizzatore, unico giocatore in doppia cifra di questa partita, quota 13. Quindi attacco per Sennori con Ubalek che va fino in fondo e appoggia di mano mancina. Tripla piena post di Dama sbagliata, quindi Sennori che può distendersi nuovamente. Stiamo per entrare negli ultimi 4 minuti di secondo quarto. Spano sino in fondo sbaglia e contropiede per Nuoro, forse un'infrazione di passi, non secondo gli arbitri, e Dama ne mette 2 per il -6. Pisano sotto per, anzi nell'angolo per Merella da 3 punti, l'errore Radakovic
subito per Carone, stoppata di Ubalek che dice di no al tentativo di Carone da vicino, e quindi Pisano sotto per Merella che ha posizione contro Dama, vuole andare fino in fondo, rischia di segnare con il fallo, ma Andrea Lunetta con 2 liberi. Tre minuti e 20 alla fine del secondo quarto. Senori sul +7, Nuoro prova ad attaccare nell'angolo, Pugioni che non riesce ad avere una buona posizione, quindi commette fallo il secondo, chiedo scusa, dalla sua partita. Sbaglia e quindi Senori che può ripartire. Cordedda per Federico Spano che calpesta la linea laterale già per la seconda volta, di la verità. 2 palle perse simili per lui. Ancora Nuoro con Sofoni che è in pianta stabile insieme a Mariani. Gran canestro del numero 7 che sale a quota 15. Grande questa acquista da parte di Nuoro, giocatore molto concreto il numero 7. E quindi Cordedda vuole andare fino in fondo, sfrutta il cattivo posizionamento di Sofoni che però torna su di lui molto bene. Ancora Spano, si svita Spano, è costretto al tiro allo scadere. Che giocata di Federico Spano. Mariani però già dall'altra parte realizza con l'aiuto del ferro Andres Mariani. Bella partita qui a Sorso, botta e risposta, e Nuoro che è lì sul -5. Spano nell'angolo per Pugioni, non può esimersi, non prende però il ferro Stefano Pugioni, e poi il fallo a bloccare tutto. Realizza e riporta Nuoro sul -3, 90 secondi alla fine, prima dell'intervallo. Fallo subito da Pugioni. Ne approfittiamo per vedere il replay della giocata di Federico Spano in precedenza, con situazione di gioco rotto, palla per il numero 17 che si svita e realizza, come potete vedere, un canestro incredibile. Deflection e rimessa che rimane per Senori.
Ubalek riceve, arriva il raddoppio e lui capisce dove attaccare. Giri Ubalek, 2 punti in avvicinamento, nuovo più 5 con la forbice che si allarga e si ristringe in questo parziale con un più 7 fino al meno 3 e di nuovo più 5. E infatti parziale del secondo quarto è proprio 20-15 con Merella e Ubalek, 2 giocatori a quota 10 per l'Ainovus Sennori. Con Ubalek che torna in panchina per il terzo fallo del numero 40. Beh, io che più che dire bravo Fabrizio anche replay, qua direi bravo Papura, perché i replay sono frutto delle sagge mani e della regia del mitico Papura e quest'anno potremmo gustarci tutti i replay che vogliamo, ovviamente grazie a Twitch che ci permette nei 90 secondi successivi all'azione che abbiamo visto di mandare il replay. E questa è solo la prima giornata, ragazzi, quindi rimanete sintonizzati per godervi questo spettacolo, perché è giusto che questa società, che ha dimostrato veramente un lavoro incredibile, e anche grazie a tutti gli sponsor, è giusto avere un ritorno di visibilità anche con le dirette. E vi avviso, ci saranno anche puntate settimanali. Con Cordedda siamo dentro l'ultimo minuto del secondo quarto. Pugioni da 3 punti, secondo ferro, rimbalzone di Sofoni. Canu. Carone che si alza da 3 punti, primo ferro, Sofoni era su quel pallone ma è stato smanacciato da Mariani che l'ha ingannato. Pugione già dall'altra parte, niente fischio, Pudu sta bene con lui, ultimi 20 secondi, Sofoni è libero per inchiodare la Bimane, anzi per meglio dire affondare la Bimane, accompagnato dall'urlo dei suoi compagni. 5 secondi, Pisano, scarico, deflection di Sofoni, ultimo tiro e addirittura per Mariani da oltre metà campo e non va lontano dal bersaglio pesante. Ultimo minuto favorevole a Nuoro che torna lì nel punteggio, partita agguerrita, 22 pari il primo quarto e 20-19 il secondo, 42-41 il parziale fino a questo momento, amici di Twitch, a risentirci per l'inizio del terzo quarto di gioco. Adesso lascio allo spettacolo della lotteria, che come ogni partita in casa organizzata dal nostro Elia Idini, che concede, grazie alla lotteria, premi a tutti i tifosi che sono qui al campo. E ricordiamo agli amici di Twitch di rimanere collegati fino alla fine, perché vi chiameremo in causa per votare l'MVP. Darò 3 nomi e poi verso la fine del quarto quarto diremo chi è l'MVP del match, ma rimanete collegati per seguirci. A fra poco.
Prima di rientrare. 129, 95, 49, 71. Ah? Non vinco mai un cazzo! Lo so, Mi vabbè. spendi solo i soldi! Vabbè, è un'altra forma di finanziamento. Io ne ho preso 5 perché tanto non vengo mai. Mi sembrava giusto. Vabbè. Ultimo numero, i numeri ritrovati all'ingresso sono esposti i premi e gli sponsor. Grazie per l'attenzione, a più tardi. Buona partita, che dica il migliore.
Amici di Twitch, riprendiamo la linea inquadrando il nostro amato e caro Elia e la sua lotteria. Come vedete quest'anno abbiamo avuto il salto di qualità anche con la lavagnetta numero 1. Saluti anche a Cizio. Squadre che rientrano in campo in questo momento, punteggio di 42-41 in favore della pallacanestro Sennori. Con la palla in mano proprio alla pallacanestro Sennori con Pisano subito per Ubalek. Ancora palla fuori per Pisano, arriva il fallo. Marreu con Merella, Ubalek, Pisano e Cordeda. Queste sono le scelte di coach Piras dall'inizio e quindi con premio direi per Paolo Marreu, cioè applauso per il suo ottimo lavoro fino a questo momento, chiamato subito in causa in questo terzo quarto. Il pallone non trova le mani di Carone, quindi possesso che torna alla Innoviu Sennori. Quindi Merella, squadre che ancora si devono sbloccare in questo terzo quarto. Vediamo se ci riesce Sennori. Affida il possesso a Cordedda che si isola per un tiro da 3 punti. Andrea Cordedda non è fortunato, palla che esce e quindi si rimane ancora sul 42-41. Palla sotto per Sopponi, marcato da Cordedda. Pressata ancora, vuole andare fino in fondo, si svita, scarico molto buono per Radakovic. 2 punti più 1 Nuoro. Ubalek che vuole attaccare, va a subire il fallo di Radakovic. Noi salutiamo anche Marco Medda che ci segue a distanza, membro della squadra dell'anno scorso, ovviamente campione della Serie C. Abbiamo ancora negli occhi le sue 2 triple fondamentali contro la Torres, quindi salutiamo il nostro Marco Medda. Possesso che rimane a Nuoro con 13 secondi da giocare. Sbaglia da vicino Soffoni e quindi Sennori che ne può approfittare. Cordedda subisce l'ennesimo fallo e si accomoda in lunetta per un altro giro dalla linea della Carità. Sennori che si riporta sul +2 grazie ad Andrea Cordedda. Nuoro palla in mano, Carone per Mariani, si alza immediatamente da 3 punti. Andres Mariani, nuovo +1 per Nuoro.
parziali e controparziali in questa partita. Non potevamo chiedere di meglio per questo esordio del campionato di Serie C, che ricordiamo essere cominciato nella giornata di ieri con già una bellissima sfida fra Sant'Orsola e la Sef Torres, vinta dalla Sef Torres di Antonio Cardini per 2 punti. Cordedda sino in fondo, la nostra locomotiva realizza il nuovo +1, adesso serve difendere. Mariani alza la parabola, 2 liberi in arrivo per l'argentino. Andres Mariani, che ha addirittura la possibilità di scollinare quota 20 punti e ci riesce, sale a quota 21 quando mancano ancora 7 minuti alla fine del terzo quarto. Prova sontuosa e si alzano i decibel qui a Sorso per far sentire e far valere il fattore campo, ma non trema la mano di Andres Mariani, che sale così a quota 22 punti. Il numero 7 Pisano per Ubalek, consegnato per il giocatore nativo di Porto Torres. Va sino in fondo e subisce il fallo di Canu. Pisano stava salendo per tirare, come ha mimato gli arbitri che si consultano. Dal prossimo fallo Nuoro sarà in bonus già a 7 minuti alla fine del terzo quarto. Può essere una buona notizia per Sennori, che ha capacità di sfruttare situazioni a chilometro fermo. E quindi Pisano, palla in mano, Marreu, il taglio di Ubalek, riceve, buca l'anticipo Sofoni, sino in fondo Shiri Ubalek. 13° punto per il giocatore nativo di Praga, Sofoni nell'angolo, palla persa. Buona difesa grazie alle collaborazioni create da coach Piras. Purtroppo non ne abbiamo più parlato, ma è doveroso. Sembra più grave del previsto l'infortunio accorso ad Alessandro Verlik, che lo vediamo. Chiediamo a Nicola, il nostro cameraman, di zoomare su Alessandro Verlik. Purtroppo è a bordo campo, anzi chiedo scusa, in panchina con i suoi compagni, adesso oscurato da coach Piras. Comunque è in panchina e si tiene la spalla a sinistra. Vi terremo aggiornati sulle sue condizioni, nel mentre Merella, come al solito diabolico, recupera un pallone nei primi metri del campo. Un suo marchio di fabbrica, conosciamo benissimo Enrico Merella per le sue giocate offensive, ma il suo vero marchio di fabbrica è la difesa. Abbiamo qui vicino anche chi lo ha allenato sin da bambino, ovvero suo padre, che l'ha improntato molto bene in entrambe le zone del campo. E si è visto, e grazie al suo recupero, nonostante l'errore, c'è Shiri Ubalek in lunetta e realizza il primo. 6 minuti e 18 alla fine del terzo quarto. Sennori sul +3 e Nuoro in bonus, quindi d'ora in poi ogni fallo saranno liberi. Mariani con Ubalek nel mentre è salito a quota 15, direi in maniera molto molto silenziosa. Come detto, in maniera molto silenziosa, giocatore che ci ha abituato a cifre pazzesche. Nonostante la sconfitta in gara 3 contro la Torres, il nostro buon Iolzi ne aveva realizzato 49 di casi, 49 in Serie C, una cifra spropositata. Nel mentre Pisano sino in fondo realizza un canestro pazzesco. E si alza il coro della tifoseria dopo la prodezza di Alessandro Pisano, che un po' stava mancando, ma è un gestore, è un metronomo nella squadra. Proprio Pisano a spingere e subire un fallo tattico importante.
Noi salutiamo ovviamente coach Paolo Marella, abbiamo citato in precedenza, che è qui a pochi metri da noi e ovviamente non si perde le partite del suo figlio, il più piccolo dei tre Marella. Time out in campo e ne approfittiamo per farvi rigustare la magia di Alessandro Pisano, che se n'è andato fino in fondo e in caduta ha realizzato, grazie al tabellone, 2 punti bellissimi. Si ritorna in campo dal time out con Carone palla in mano. Mariani per Sofoni, nell'angolo per Dama. Ancora Mariani, Dama si alza da 3 punti, il tiro è lungo, il rimbalzo è preda di Merella. Superata a metà del terzo quarto, Merella sotto per Ubalek, che si isola per una tripla. Geni Ubalek, tripla Seniori sul massimo vantaggio eguagliato, ovvero sul +9, e terza tripla di serata per Geni Ubalek, che sale a quota 19 punti e diventa il miglior realizzatore della sua squadra. Amici a casa, iniziate a pensare, amici a casa che hanno voglia ovviamente di interagire sulla chat di Twitch, non è obbligatorio, ma iniziate a pensare a 2 nomi per squadra, 2 nomi per Seniori e 2 nomi per Nuoro, per avviare le candidature per l'MVP di questa sfida. Radakovic sbaglia da 3, vedremo anche come sarà l'affluenza in chat su Twitch e di conseguenza vedremo come affrontare il tema dell'MVP con Ubalek, che vuole isolarsi ancora una volta, galvanizzato dal canestro precedente. Ubalek, grande gioco di Bolendling, va fino in fondo, gli mancano per i centimetri per realizzare probabile un fallo non fischiato. Ovviamente Luca Merella giustamente ha citato i 2 giocatori migliori anche per valutazione. Tripla nel mentre di Andrea Cordedda, eccola qua la bomba del numero 3 che si sblocca anche dalla lunga distanza. Dicevo in chat, Luca Merella ci dà già 2 nomi, Mariani e Ubale, che sono pienamente d'accordo con lui. Quindi inizio a avviare le candidature con Dama da 3 punti, non va. Ubale, che ennesimo rimbalzo della sua sfida, prova Mariani a lottare con lui, proprio i 2 migliori giocatori del match fino a questo momento. Pugioni va sino in fondo, scorribanda di Pugioni, fuori per Marreu che salva con un miracolo il buon Paolo Marreu. Ancora Andrea Cordedda cerca di azzannare la giugulare della partita.
Nuoro che non ci sta e prova a spingere perimetralmente. Carone dietro la testa, ancora Radakovic, Dama, terza tripla per lui, anche questa sbagliata. Non ci crede il numero 2, non particolarmente fortunato. Cordedda per Marreu, ancora Pugioni, buon gioco di squadra dopo la prima tripla, non gli sono entrate le restanti 3 a Stefano Pugioni. Niente fischio, Radakovic ha spazio per colpire e lo fa il numero 12, doppia cifra di vantaggio per Seniori, 60-50. Ancora Pisano, attacca di mano sinistra, vuole un'altra magia Alessandro Pisano, per poco non diventa protagonista di un altro replay il nostro Alessandro Pisano, che però si accomoda in lunetta con 2 tiri liberi, 2 minuti e 28 alla fine del terzo quarto di gioco. Seniori 60, pallacanestro numero 50. Ubalek torna in panchina, su di lui pesano comunque 3 falli. Torna in campo Cabras, cambi di lusso quest'anno con Verli, che lo ricordiamo un'altra volta. Che non potrà più prendere parte al match. Davvero una tegola questa, infortunio subito dopo la tripla mandata a bersaglio nel primo minuto. Esordio col botto, con la tripla e poi con l'infortunio, un vero peccato per il classe 95 nativo di Vigevano. Pugioni tocca ma non basta, rimessa che rimane per Nuoro, che ritorna in campo con Goddi, Mariani, Sofoni, Canu e Radakovic. Sendo invece con Cabras, Pugioni, Merella, Cordedda e Pisano. Esce Radakovic, applaudito dai suoi tifosi, rientra Puddu. Tripla mandata a bersaglio da Canu proprio dopo la rimessa, e Nuoro che torna sotto la doppia cifra di svantaggio, e quindi Pisano aspetta l'uscita in questo caso di Cabras, non riceve in questo momento Cordedda, vuole attaccare, chiuso da Mariani, scarico intelligente per Pugioni, tripla di Pisano che però non ha esito positivo, e quindi Mariani spinge per Puddu. È solo Canu, Puddu vuole attaccare, sbaglia, riconquista ancora il rimbalzo, proprio come in occasione del secondo quarto di gioco. Sbaglia il primo tiro, riconquista il rimbalzo, in questo caso non realizza, ma va in lunetta con 2 tiri liberi. Diamo anche uno sguardo ai minutaggi finora, con Nuoro che ovviamente, visto l'andamento della partita, ha in Mariani e Sofoni di suoi 2 giocatori più rappresentativi. Sofoni 28 minuti di impiego, praticamente tutta la partita, così come Mariani 25 per lui. Sofoni è uscito 30 secondi, Mariani giusto 2 minuti, non può fare a meno di loro. Coach Puddu, mentre coach Piras ha gestito molto bene il minutaggio dei suoi. Spiccano i 26 minuti per Cordedda e Pisano e 21 per Ubalek. Ancora Matteo Cabras sale a quota 6 più 9, 1 minuto e 15 alla fine di questo terzo quarto. Con Cabras ancora una volta che vuole combattere, guadagna fallo. Impatto incredibile di Matteo Cabras, che ha saputo sfruttare le fragilità della difesa per guadagnarsi anche questo fischio.
altro esordio, in questo caso il giovanissimo Carlo Fiesoli al posto di Enrico Merella. È sicuramente una prova importante per il numero 96. Sbaglia però secondo Cabras, quindi ultimo minuto in questo terzo quarto. Goddi per Canu da 3 punti, primo ferro, Cordedda fa la voce grossa a rimbalzo e quindi ancora Pugioni si sbatte, va a guadagnare il fallo. E Senori che sale sul più 12, massimo vantaggio in questa partita. Mariani cerca di ricucire lo strappo, sbaglia, non può andare fino in fondo Senori, discrepanza di 6 secondi tra i due cronometri e quindi Cabras libero, Pugioni, viene sradicato il pallone dalle mani di Cabras e quindi Mariani vuole andare sino in fondo. Andres Mariani, che giocata e che giocatore, l'argentino sale a quota 24. Ultimi 7 secondi di terzo quarto. Cordedda attacca, fallo subito da Andrea Cordedda che realizza, ma è arrivato prima al fischio. Arriva fuori tempo massimo il tentativo di Puddu e quindi finisce 67-56 il terzo quarto, che ha vinto Senori per 10 lunghezze e 25-15. Sappiamo l'importanza della terza frazione in questo sport e Senori si fa trovare pronta. Approfittiamo della pausa fra il terzo e il quarto quarto per ringraziare nuovamente Farmacia Santa Vittoria e Mara che hanno offerto la diretta di oggi. Ringraziamo i nostri due sponsor, ricordando che Mara, nuovo sponsor da quest'anno, sarà visibile anche sulle nostre divise e per chi volesse approfondire sul sito marahomeexperience.it trovate tutte le offerte e anche le competenze di un'azienda che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, come Farmacia Santa Vittoria, che è ormai sponsor da diversi anni. E salutiamo nuovamente Manuela e Loredana che ci staranno seguendo, ricordando i vantaggi per chi è socio della Pallacanestro Senori relativi proprio Farmacia Santa Vittoria. Salutiamo nuovamente
Farmacia Santa Vittoria e Mara, che hanno contribuito alla realizzazione della diretta odierna, e grazie anche al nostro regista Papura che ci manda in onda le grafiche, e al nostro cameraman Nicola Bianchi, che si concentra ovviamente sul nostro pubblico che ha corso numeroso a Sorso quest'oggi. Ultimi 10 minuti di questa prima partita del campionato di 16 unica tra Innovius Sennori e Pallacanestro Nuoro. Radakovic per Mariani, sicuramente il migliore dei suoi fino a questo momento, il giocatore che ha anche i numeri di valutazione migliori in questa sfida tra le due squadre. 24 punti fino a questo momento per lui, l'unico anche in doppia cifra. Per Sennori invece Per Sennori invece 13 punti per Cordeda, 18 per Ubalek e 10 per Merella. Ben 3 giocatori in doppia cifra. Si è fatto male Puggioni. Probabile colpo al naso o al volto sicuramente. Serata non felice dal punto di vista degli infortuni. Non già il problema ha corso nei primissimi minuti di partita da Alessandro Verlik, che vediamo uscire dal campo. E adesso anche a Stefano Puggioni. Bisogna fare i conti ovviamente anche con queste situazioni. Si può riprendere con 40 secondi che se ne sono andati all'inizio di questo quarto. Ubalek fronteggia, perde il controllo del suo corpo e quindi Pisano fuori per Spano, che ha spazio per colpire da 3 punti. Festeggia coach Piras e tocca di nuovo il massimo vantaggio nel match. La Innovius Sennori cerca di mettere 2 mani sul manubrio di questa sfida per portarla a casa. Più 14 Mariani, pick and roll centrale accompagnato dai fischi del pubblico di casa. Radakovic si avvicina ma sbaglia. Cabras fa suo il pallone, poi si avventura in quello che non è il suo mestiere, ovvero portare palla. Fortuna sua, il possesso rimane a Sennori. Fino a questo momento 18 punti in 22 minuti per Ubalek, 13 in 28 per Cordeda e 10 in 20 per Merella, giusto per citarvi i migliori realizzatori della Innovius Sennori. Situazione falli: Pisano a quota 4 e Ubalek insieme a Merella a quota 3 per Nuoro, 4 per Dama e 2 a testa per Puddu, Goddi, Canu e Carone, 3 per Radakovic. Tripla sbagliata da Sennori e quindi Radakovic che lascia per Mariani. Ancora Mariani prova ad avventurarsi al centro dell'area, il pallone poi finisce fuori, quindi si rimane sul come ricorda il nostro Papura, che ha appena scritto in chat su Twitch. Se volete votare il vostro MVP potete farlo scrivendo in chat nome, cognome, soprannome e numero di giocatore. Basta anche cognome e numero ovviamente, però ovviamente certo basta uno qualsiasi di questi per candidare la propria scelta. 3 giocatori
Potete scrivere sino a 3 giocatori per il premio MVP di fine partita. Godi attacca molto bene di mano sinistra e riporta il numero sul meno 12. I nostri tifosi sono attenti, hanno notato anche il cambio di look di Enrico Marella. Bravi ragazzi, bravi, non vi perdete neanche un dettaglio. Senori che non riesce però a realizzare da vicino. Ci prova Kanu, che ha realizzato 2 triple in questa partita, non ha lo stesso esito. E quindi Ubalek a portar palla dietro la schiena. Shake and bake per servire Spano, che utilizza alla grande il proprio corpo. Federico Spano, un acquisto di valore, realizza il 10° punto, salendo anche lui in doppia cifra. Sono ben 4 i giocatori che hanno scollinato quota 10 per la Innoviu Senori. 6 minuti e 40 alla fine della partita. Anticipo di Marella, altra recuperata, lascia lì per Spano, che palla di Marella, ma anche stoppatona di Sofoni, che scatena il contropiede per Kanu, sbaglia e ancora Marella guadagna il fallo. Che giocatore, che cuore Enrico Marella, ma anche grande stoppata di Sofoni. Adesso Papura vi farà l'esempio per quanto riguarda le candidature del premio di MVP. Cabras che finge l'uscita e poi scarica fuori ancora Cabras da sotto, non riesce a segnare Mariani. Ritrova il rimbalzo per Godi, spinge sull'acceleratore sotto per Radakovic, un po' ingenua qua la Innoviu Senori a farsi bucare. Meno 12 per Nuoro e Senori che deve ritrovare continuità in attacco. Marella perde il controllo del pallone e time out chiamato da coach Piras. Come detto, nei primi quarti quest'anno avremo novità in grafica. Non vi promettiamo ovviamente novità da Sky Sport, ma comunque per una serie C di pallacanestro è tanta roba. Vedete la nuova grafica relativa agli sponsor. Ringraziamo nuovamente tutte le attività, ma proprio tutte, che contribuiscono al mondo della pallacanestro senior, ringraziando nuovamente in particolare Farmacia Santa Vittoria e Mara Home Experience, che hanno contribuito alla realizzazione di questa diretta, senza tralasciare tutti gli sponsor che contribuiscono, come detto, e supportano questo mondo della pallacanestro senior. Con Mappo, che il nostro buon Mappo, che quest'anno non vedremo pulire il parquet, non vedremo segnare triple pesanti. Abbiamo la fortuna di averlo in squadra io e Papura, e l'abbiamo anche contagiato con il gergo degli speaker degli anni 70. E noi ringraziamo anche Chef Chicco, che ci fa i complimenti, e grazie a tutti quelli che ci seguono. Siamo più di 180 in live su Twitch, quindi davvero grazie. Difficile raggiungere i numeri di Gorizia, ma noi quest'anno ci proviamo nuovamente, come ci proveranno i ragazzi a riaffrontare il campionato di Serie C e nel caso lo spareggio. Senori che però non rientra bene dal time out, e Nuoro che torna sul meno 10, squadra che non muore mai, quella allenata da Davide Puddu. Cinque minuti alla fine della partita, io apro ufficialmente le candidature per il premio di MVP e lascio 3 nomi, faccio scrivere a Papura 3 nomi
Il primo nome è Giri Ubalek, il secondo è Andres Mariani di Nuoro. E la terza candidatura è per Andrea Cordedda, quindi uno di questi tre nomi sarà l'MVP del match. Pisano che anticipa, vola il contropiede, riesce a trovare il possesso e Ubalek deposita 2 punti per il nuovo più 12. Mariani riceve, prova a affrontare Merella che sta molto bene con lui. Pisano è sulla linea di passaggio e recupera. Merella dall'angolo se la prende la tripla, non la manda a bersaglio, ma è bravo Ubalek a giganteggiare, lascia lì per Cordedda, si arresta Andrea Cordedda, altri 2 per lui, 15° punto. È time out Nuoro, 76 per i bianco-verdi, 62 per i biancorossi, 4:15 alla fine. Ovviamente il nostro Mirko Kau che ci segue sempre. Purtroppo senza affiliazione non si possono fare i sondaggi, ma arriveranno anche quelli. E quindi ragazzi vi chiedo, anche se arrivano nomi diversi rispetto a quelli che ho citato io, poi avremo il conteggio, anche Sofoni. Comunque esprimetevi liberamente. Per quanto mi riguarda l'MVP fino a questo momento è Giri Ubalek con 20 punti e 12 rimbalzi. Ringraziamo Tifo Sennori per averci dato il premio di MVP, a me, a te, riferito a Papuro ovviamente. Sembra che Ubalek comunque stia salendo con i suoi voti, probabile che se lo aggiudichi proprio il nativo di Praga, anche se per quello che ha fatto vedere Andres Mariani a quota 26. Si riparte con la pressione di Sennori, Carone che lascia per Dama, solo passaggi per liberare, per superare la pressione. Sofoni che rimane a terra, dolorante, colpo subito nei pressi del ferro. Si riprende con Carone palla in mano, ma c'è da sistemare qualcosa al tavolo.
per rispondere a Ilamu 024, presumo sia Ilaria Mura, che salutiamo. L'MVP purtroppo ancora non si può votare tramite sondaggi su Twitch perché non abbiamo la sponsorizzata, ma si potrà fare successivamente durante il campionato. Per il momento vi chiediamo di scriverlo in chat, il vostro personale MVP probabilmente. Sfida 2 tra Ubalek e Mariani fino a questo momento, per darvi anche delle cifre. Andres Mariani 26 punti, Giri Ubalek 22 con 12 rimbalzi. Quindi scegliete voi per rispondere di nuovo a Ilamu 024, che a fine partita, sempre in diretta, premieremo col premio di MVP a bordo campo. Cordeda non riesce a controllare il corpo, quindi ragazzi affrettatevi a votare, perché appena finisce la partita devo correre a bordo campo per premiare l'MVP. Quindi aspettiamo i vostri voti e io pronostico il voto di Ilaria. Immagino che voterà Mariani. Ci provo col mio pronostico, vedremo cosa vota Ilaria. Sì, spiego ovviamente, anzi Ilaria mi sorprende e vota Andrea Cordedda, quindi grande Cordedda che si prende un voto. Spiego agli amici a casa cosa vuol dire MVP, ma lo sanno molto bene tutti. Most valuable player, ovvero il giocatore che ha la migliore statistica durante la partita, in questo caso è Ubalek, per poco, perché Mariani ha prodotto dei numeri importanti, ma giocando nel ruolo di centro Ubalek comunque si assicura molti rimbalzi. E quindi Cordedda si prende 2 voti, il mio è quello di Ilaria e penso anche, anzi facciamo votare anche la sorella di Ilaria se è con lei, così aumentiamo con i voti. Mariani MVP, scrive Luca Dama, quindi Mariani si prende il quarto voto. Mariani sale a quota 4. Ed ecco il tanto amato e voluto momento del lancio delle patatine di Elia Idini, che personalmente è l'MVP indiscusso di ogni partita. Altro voto per Andrea Cordedda, altri 2 voti per Andrea Cordedda. E un altro per Ubalek, anzi altri 2 per Ubalek, leggo in chat. Soffoni vicino a canestro, realizza, ma ci sono 3 secondi. Attenzione, Ilaria Mura che da casa ai gettoni in più e dà altri 2 voti per Cordedda, la sorella e la mamma. Attenzione, Cordedda che sale. Qua abbiamo un ex equo a quota 3 tra Ubalek, Mariani e Cordedda. Vedremo. Marreu lascia per Merella, più 11 per Senori che sta cercando di gestire. Ubalek sotto per Cordedda, si svita Andrea Cordedda, non va. Altro voto nel mentre in chat per Cordedda, che si sta assicurando il premio, ragazzi. Cordedda sta veramente salendo. Radakovic sbaglia, Ubalek giganteggia. Ragazzi, per non sbagliare, lo scriviamo adesso in chat, lo scrivo io col nome di Papura. Cordedda, Ubalek e Mariani sono i 3 candidati. In questo momento sta vincendo Cordedda di un voto. Vedremo se la situazione cambierà. Fra un minuto chiudiamo le votazioni, a un minuto alla fine.
Ultimi 2 minuti con Cordedda che si svita ancora, un canestro di Andrea Cordedda, 17° punto per lui. Altro voto per Mariani, nel mentre altri 2 voti per Mariani. Carone ci prova da 3, sbaglia. Ubalek controlla anche questo, 15° rimbalzo della sua gara. E quindi chiudiamo adesso le votazioni per l'MVP. Arriveranno i conteggi, a breve vi diremo e lo scoprirete appena finisce la partita chi sarà l'MVP di questo match. Radakovic viene stoppato da Andrea Cordedda nei pressi del ferro. Si alza il coro dalla tifoseria senorese e Merella in acrobazia realizza il 78-65, anzi l'80-65, e quindi titoli di coda. Senori che vince questa prima partita di regular season. Vedremo quale sarà il parziale finale. E noi salutiamo il nostro capo ultra Bottino, che ovviamente col suo tamburo fracassa i timpani di tutti, ma gasa i nostri tauri. Accompagnato dalle voci del nostro Gianluca detto Ciacciu. Rubata di Merella che vola, il contropiede, Enrico Merella. E noi ci gustiamo l'ultimo replay del match, la giocata magica del nostro capitano Enrico Merella, come potete apprezzare da questo replay. Come direbbe Flavio Tranquillo o Famo Strano, ce lo gustiamo anche un'altra volta, lo rimandiamo questo replay. E guardate un po' che giocata fa il nostro capitano, che mette la ciliegina su questa prima giornata di campionato. E ovviamente il premio di MVP non ve lo sveliamo, dovete rimanere collegati fino alla fine del match e io mi avvicinerò a bordo campo con il nostro Nicola Bianchi, che provvederà a seguirmi, e scoprirete chi sarà l'MVP del match odierno, che sarà omaggiato da un premio.
Esordio anche per Francesco Busia e Martino Cabras. È la partita che termina con il tiro proprio di Mariani sbagliato. Il tap-in arriva in tempo utile, a dire la verità, e finisce 82-68. Buona la prima per la InnoView Sennori. Rimanete collegati per il premio di MVP e per le interviste post partita. Rimanete collegati. Ricordiamo, come detto in apertura della partita, noi aderiamo come l'iniziativa dell'OSD Sennori e di Gianni Desini. Come vedete in sovrappressione il numero contro la violenza sulle donne 15-22. Ricordiamo ancora il parziale finale 82 Sennori, 68 Nuoro. Rimanete collegati per il premio di MVP e le interviste post partita in presa diretta. Fabri, mettiti dritto per dritto. Qua, dritto, dove c'è la linea rossa. Amici di Twitch rimasti collegati, chieda Nicola, perfetto, rimasti collegati, andiamo a prelevare l'MVP della partita, che è Andres Mariani di Nuoro, che ha vinto per un voto su Twitch. Andiamo a intercettarlo immediatamente. Siamo in compagnia di Andres Mariani. Vieni Andres, salutiamo gli amici a casa. Nicola, siamo qua, guarda. Salutiamo gli amici a casa. Andres, quest'anno abbiamo avuto il piacere di vedervi subito qui, abbiamo anche su Twitch il premio di MVP, ti hanno votato, hai vinto, adesso ti consegniamo il premio
Prima ti voglio far salutare, tanti amici ti hanno salutato in chat, hai giocato una partita incredibile, ecco qua il premio direttamente. Ringraziamo Pasticceria al Giglio per il premio offerto, facciamolo vedere Andres. Premio offerto, partita incredibile, ricordiamo agli amici a casa, 26 punti, tanto lavoro. Dove togli questa intensità fino al 40° minuto? Con lavoro, no? Con tanto lavoro che abbiamo fatto con la nostra preparatrice. Grazie mille per questo. Sappiamo che siamo arrivati a questo campo che è troppo difficile. Penso che abbiamo fatto una bella partita. Purtroppo non abbiamo potuto vincere. Certamente aiuterà molto la tua garra, no? Sudamericana per quest'anno, campionato con per la pallacanestro un numero, salto di categoria molto importante. Come vedi questa squadra? È un gruppo molto coeso e unito, sembra, no? Grazie mille. Sì, sono ancora guardando come il girone, il livello. L'anno scorso ho giocato nel Lazio, quindi sono nuovo qua. Mi è piaciuto tanto Nuoro e in generale la Sardegna. Cercheremo di lavorare tanto se vogliamo fare qualcosa di bella per questa società, per questa squadra. Abbiamo bisogno di lavorare tanto. Assolutamente, ti ringraziamo Andres, ricordiamo MVP La mia figlia. con sua piccola figlia, ciao. Ricordiamo Andres MVP, votato dagli amici di Twitch, omaggiato la Pasticceria del Giglio. Grazie ancora, Andres Mariani, 26 punti. Grazie mille a voi e un saluto per tutti in Argentina. Ciao, grazie mille. E noi seguiamo in diretta, presa diretta, andiamo a intervistare immediatamente Paolo Marreu, che lo salutiamo, siamo in diretta su Twitch. Paolo, Nicola ci segue, buona la prima, grande vittoria, grande impatto anche dalla panchina. Sì, è difficile comunque perché comunque Gabri mi mette sempre in momenti diciamo non facilissimi, però oggi abbiamo dimostrato di essere molto più forti rispetto agli altri. Esatto, come dicevamo in telecronaca, Gabriele Piras conosce molto bene i suoi giocatori, come Paolo, suo caro amico, e lo mette in situazioni importanti. Quest'anno abbiamo avuto i replay, abbiamo subito amato il tuo replay con la palla rubata, pronti via, vivi da queste giocate, intensità difensiva e poi tiro da 3 punti, che anche se non entra bisogna prendere quei tiri. Sì, comunque tiriamo sempre, a prescindere, è il nostro stile di gioco, a noi piace difendere, correre e tirare, quindi comunque se il coach ci chiede questo, noi da buoni giocatori facciamo quello che ci chiede il coach. Grazie al nostro numero 16 Paolo Marreu, lo ringraziamo e andiamo a intercettare il coach Gabriele Piras. Siamo in diretta su Twitch. Gabri, una dichiarazione, vieni. Nicola ci segue con le immagini. Nicola, mi raccomando, taglia. No, siamo in diretta, è tutto in diretta. Io devo stare fermo. Gabriele Piras, quest'anno squadra nuova con dei nuovi acquisti, come detto, forse squadra un po' di sfortuna con dei nuovi acquisti, come detto, due piccoli infortuni quest'oggi, poi ne parleremo. Però buona la prima, intensità, c'è molto da lavorare, immagino. Che ne pensi del match appena disputato? Sì, sicuramente, come hai detto tu, c'è tanto da lavorare. Gruppo nuovo, squadra nuova, siamo ancora in rodaggio, però dopo i primi 2 quarti dove abbiamo faticato è uscita fuori la squadra che voglio vedere io, che ha voglia di difendere, di correre, di esaltarsi, e poi lì quando prendiamo il ritmo e prendiamo fiducia siamo difficili da fermare. Speriamo di recuperare Pugioni perché comunque è un pezzo importante, allo stesso tempo lo stesso Verlik, e poi comunque teniamo presente che ci mancano comunque sempre Tola, Antonio Piras, che sicuramente durante la stagione ci daranno una grossa mano. E poi giocare qui a Sorso con il pubblico che è veramente caloroso come sempre, non fa mai mancare l'apporto. Ti chiedo, poi ti lascio andare, quanto è importante avere un'aggiunta come Gianni Mozzo nello staff tecnico che ti può dare una mano, tu giovanissimo, già una vittoria nel campionato di Serie C e uno spareggio, ricordiamo, in Serie B interregionale, però non si finisce mai di crescere. Ieri parlavo con una persona che tu conosci bene come Francesco Barraccu, che ti ha dato molti consigli in passato, mi ha detto che sei un ragazzo molto volenteroso, che ha molta stima in te e si vede il lavoro che fai con i tuoi ragazzi. Grazie Fabri, grazie a Francesco, lo saluto. Sì, Gianni sicuramente è un'aggiunta importante. Gli altri 2 anni avevo Massimo, che lo stesso è stato importante. Quest'anno abbiamo scelto Massimo per lo stesso motivo, che io non ho fatto mai l'assistente a nessuno e quindi mi metto a fianco qualcuno di esperto che mi possa insegnare, guidare e farmi migliorare.
L'anno ancora lungo, anche lui sicuramente ci darà una grossa mano e speriamo di arrivare fino in fondo, che è l'obiettivo. Assolutamente, ci rivedremo presto, grazie Gabri. Salutiamo così il coach dalla Pallacanestro Seniori. È il bello anche delle interviste presa diretta che ci sono i bambini, come vedete qui in campo. È bellissimo il post partita, è bello entrare in campo e fare 2 tiri a fine partita. Guarda in camera, guarda. Sì, è bello, è bello. Cosa vuoi dire? Che squadra hai tifato oggi? Sennori. E com'è andata? Bene, bene. Bene, MVP, miglior giocatore per te? Ubalek. Per il giovane tifoso Ubalek MVP. Andiamo a intercettare, se riusciamo, il capitano, che ovviamente è attornato dai giovani tifosi. Capitano, siamo in diretta su Twitch con Nicola che ci segue. Non lasciamoci andare ai commenti, siamo ancora in diretta. Attenzione ragazzi, abbiamo il Daspo poi con il nostro capitano. Vieni capitano, 2 dichiarazioni. Prima un saluto al nostro giovane tifoso Tommy James. Ciao a tutti a casa. Io Riccardo. Edoardo. Enrico, quest'oggi iniziamo già alla grande, buona la prima, una partita che visto il punteggio potrebbe sembrare anche facile. Andiamo al centro così gli amici a casa ci possono vedere meglio. Una partita che poteva sembrare apparentemente facile dal punteggio, ma è stata molto dura. Avete dovuto spendere più energie del previsto e tu ovviamente non ti sei mai risparmiato. Hai dimostrato come un grande capitano qual è la strada da percorrere quest'anno. Allora, dal punto di vista personale ero molto concentrato perché sapevo che sarebbe stata comunque difficile, perché non avendo potuto fare per ovvi motivi amichevoli e comunque prepararci nel modo migliore questo campionato, abbiamo avuto molte difficoltà, però diciamo che Gabri e Gianni stanno facendo un buon lavoro in allenamento perché stanno curando i dettagli, perché non è che abbiamo bisogno di fare chissà che grande lavoro, però abbiamo bisogno di lavorare nei dettagli che sono la cosa più importante. Per il resto è la prima, penso che ci sia stata molta foga perché appunto era nuova, la squadra è nuova, dobbiamo ancora amalgamarci bene e spero che continuiamo a lavorare su questa linea. Esattamente, infatti cura dei dettagli è molto importante. Quest'oggi Seniori è stata sotto anche di 7 lunghezze e proprio da quei dettagli, ovvero un paio di palle rubate dalla rimessa, grazie anche a Marreu, grazie ai tuoi recuperi si è potuto rientrare, perché sappiamo di avere gente come Ubalek e Cordeda e anche Cabras quest'anno che garantiscono rimbalzi, quindi si può tirare da 3 anche con più libertà. Sì, questo sicuramente, infatti all'inizio abbiamo avuto difficoltà a rimbalzi, ma come abbiamo capito che dobbiamo un attimino essere duri, abbiamo cominciato a dominare anche da quel punto di vista e il risultato si è visto, siamo riusciti a correre, a trovare i tiri più liberi, ad avere anche più fiducia e a trovarci sempre di più, che è quello che ci serve. Ultima battuta, poi ti lascio andare. Questo giocatore di Nuoro che ha vinto tra l'altro il premio di MVP, perché quest'anno abbiamo il premio MVP su Twitch, ha vinto Mariani, che ne pensi? Giocatore nuovo per il basket sardo argentino, l'anno scorso giocava nel Lazio, una buona aggiunta a questo campionato che dà anche molta competitività. No, Andres è stato molto bravo, infatti gli ho fatto anche i complimenti, abbiamo parlato, abbiamo delle conoscenze anche in comune, si vede che gli argentini hanno sempre quel passo, quella testa in più e soprattutto non me l'hanno mai e me l'aspettavo da lui. Una partita così me l'aspettavo. Grazie mille al nostro capitano Enrico Chico Merella, salutiamo e ciao a tutti agli amici di Twitch. Finisce qui la nostra diretta, Seniori che vince la prima sfida e inizia alla grande e ci vediamo alla prossima sfida casalinga, ma anche in trasferta dei nostri Tauri. Ciao a tutti. Forza Sennori!